Scusate, professore, ma voi non state parlando come noi ci aspettavamo. Mio marito ci ha detto che quando avete saputo il fatto vi siete arrabbiati al punto che non volevate neppure salire. Cara donna Matilde, quei 10 minuti che sono stato seduto vicino alla guardiola del portiere sono stati salutari per tutti quanti. Ho preso aria, capite? Sono bastate per convincermi che significa. Vostro marito mi ha raccontato il fatto, ma il nome della persona l'ho saputo dopo. Finuccio è un bravo ragazzo, un bravo giovane, un lavoratore. È un lavoratore. Perché dovrei sollevare delle eccezioni? Per fortuna ci troviamo di fronte a due persone che, se vogliono, possono prendere la responsabilità di quello che hanno fatto. Sì. Professore, mi avete dato una grande soddisfazione. Avete messo a fuoco la questione con quel senso di umanità che distingue le persone della vostra levatura. Professore, vi ringrazio, ma mi dovete concedere una grazia. Voglio un abbraccio da voi. Prima di parlare e di dichiararvi il mio sentimento, io voglio un abbraccio, se non vi dispiace. Perché no? Bravo. Grazie, professore. Grazie a te. Ma mi sente meglio. Ehi pure. Mi sente meglio e vi posso parlare senza quella timidezza che ho sempre provato, diciamo, al vostro cospetto. Grazie. È Chiarino. Sei andata dentro, si vergognava. Chiarina. Venite, vostro fratello vi vuole. Poi, Chiarino. Non piange. Mi fa sempre bene, non sto perduta. Ma si capisce che ti voglio sempre bene, non è cambiato niente, non mi hai perduto per niente, che siamo fratello e sorelle. Professore Chiarina, la vita mia, ci volimmo bene e ci volimmo sposare. Voi che ne dite? Io? Che devo dire? Questa è una domanda che la dovete rivolgere a Chiarina. Se è contenta lei, sono contento pure io. Adesso non vi resta che fissare la data. Alfo, andiamo, tanti auguri, Auguri. Grazie. Sono state bene. Scusate il fastidio, grazie. Grazie. Arrivederci. La sorda, Matini, eri esperta. Signora. Comando, mettete il giudizio. Bene. Simpatico, Oh, che stanco, io ho fatto un viaggio magnifico. Ti vuoi prendere qualche cosa? No, Una no. tazza di caffè? No, ho preso tutto. Anzi, volevo domandare, hai offerto qualche cosa a Don Gaetano? No. A suo nipote? No, ho preso il caffè prima di salire qua, vi ringrazio. Voi abitate a Napoli? Sì, sopra lo Scodillo. Sì, ma per l'otto spesso ad Afragola, dove conduco e amministro certe terre di un cliente. E di là vengo. Finuccio mi mandò a chiamare ieri sera. Ieri sì. Sì. E vi siete incomodati inutilmente, perché come avete visto la faccenda si è risolta facilmente e con poche parole. Sì. Ah, se per questo la faccenda si è risolta. Ma ci sono i dettagli. Sì, si capisce. Fissare la data, scegliere il compare, i testimoni, non so, gli invitati, se vogliamo fare una festa qua in casa o la volete fare in un albergo. Sì. Un Sì, ricevimento. sciocchezze, tutte piccole cose da superare e da discuterne, ma in un secondo momento. Perché, Don Gaetano? In un primo momento ci sono altri dettagli da precisare. Beh, è un matrimonio, professore mio. Un matrimonio, che per certe piccole circostanze che si sono fatalmente verificate, si deve celebrare indipendentemente da quelle che potevano essere le aspirazioni di tutti quanti. Ma non capisco, Don Gaetano. Professore, voi state un poco stanco. Io mi faccio una bella cosa, me ne vado, così voi vi riposate. La notte porta consiglio. Vuol dire che mi fate l'onore di darmi un appuntamento, mi dedicate una mezz'oretta del vostro tempo prezioso e metteremo in giusta luce la situazione. Don Gaetano, io non sono stanco. Se volete possiamo parlare pure adesso. Come volete. Ma professore. guarda, accomodatevi qua. Vi ringrazio. C'è uno studietto qua. Ah, sì? Sì. A vostra disposizione. Ci sta più arioso, sono Sì, due ho visto. finestroni, sono una Ho meraviglia. visto. Accomodatevi. Sì,